Riqualificazione della piazza San Giuseppe con un progetto artistico che l'ha trasformata, come è noto, offrendola alla vista anzitutto dei turisti. Il progetto venne allora criticato parecchio, ma nessuno immaginava che dopo qualche tempo il nuovo sito potesse anche essere abbandonato. Praticamente ci si è dimenticati di curarlo, finendo per vanificare la novità voluta dal progettista. A denunciare l'infelice situazione di piazza San Giuseppe è il presidente del circolo Empedocleo, Giuseppe Adamo. Piazza San Giuseppe, la nuova piazza San Giuseppe con 1000 problemi. Ne parliamo con il presidente del circolo Empedocleo. Al di là delle idee che si possono avere su questa realizzazione, su questa nuova realizzazione della piazza, io devo fare rilevare, mio malgrado, che ci sta creando come circolo culturale Empedocleo tutta una serie di problemi che possono essere più o meno gravi, più o meno importanti, però che vanno sottoposti all'attenzione di chi di competenza. Una delle cose principali è il fatto della illuminazione, perché l'illuminazione è assolutamente carente e insufficiente. Per chi viene da Via Atenea sembra un colpo d'occhio questa illuminazione, però è l'illuminazione del circolo Empedocleo. L'illuminazione della piazza per chi esce dal circolo Empedocleo è completamente zero, non si vede nulla. Ci aiutiamo un pochino con quella che è l'illuminazione della facciata del circolo. Poi le intercapedini che ci sono lungo il perimetro di queste piazzole sono un ricettacolo di sporcizie e che non vengono pulite. Inoltre le due fontane, le due cascate di acqua su questi pannelli di ferro ci hanno creato altri ulteriori problemi, nel senso che è diventato un stazionamento di colombe che vengono a bere. Io non ce l'ho con gli animali assolutamente, ci mancherebbe, però oltre a bere vengono a stazionare sulla facciata o lungo i cornicioni della facciata del circolo Empedocleo e stanno completamente rovinando tutta la facciata che è stata completata appena due anni fa. E non solo, l'acqua ormai esce in maniera così minima, così ridotta, che ormai il ristagno emana un brutto odore, diventa un ricettacolo di sporcizie, di zanzare e di tutto quanto. Si parlava anche di pulizia che viene raramente fatta. Sì, no, la pulizia diciamo che non viene fatta, perché addirittura mi diceva il nostro responsabile che la piazzola proprio antistante gli ingressi del circolo Empedocleo, per il discorso dei colombi che stazionano sui cornicioni e che mandano giù le loro escrementi, è costretto a pulirla 2 o 3 volte al giorno.